Un'interessante iniziativa oggi qui all'Istituto Sciascia di Agrigento per continuare a parlare con gli studenti di un tema di grandissima attualità che è il bullismo e il cyberbullismo. Sì, anche quest'anno come ogni anno la nostra scuola porta avanti questo progetto che è un progetto che diciamo, investe tutto l'anno scolastico. I ragazzi nelle loro classi parlano, studiano, hanno prodotto anche un bellissimo video che abbiamo proiettato all'inizio del convegno. Quest'anno il sottotitolo è Il male oscuro della scuola, bullismo e cyberbullismo. Effettivamente abbiamo detto che è un male oscuro perché effettivamente è difficilissimo stanarlo. I docenti quindi non solo devono essere propinatori di contenuti, ma innanzitutto devono educare, devono creare e devono formare queste coscienze e devono insegnare il rispetto dell'alterità, il rispetto degli altri, della diversità. L'iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di qualificati esperti della materia che insieme si sono alternati nel rispondere a diverse domande che i ragazzi hanno loro posto. Sì, noi abbiamo avuto il piacere di avere il preside Lopresti che fa parte del gruppo bullismo e cyberbullismo dell'ufficio scolastico provinciale, della dottoressa Volpe, dell'ufficio alla salute, prevenzione alla salute all'ASP di Agrigento, del tenente Garrì e del sostituto procuratore della Repubblica, la dottoressa Andreoli, che hanno catturato veramente l'attenzione di questi ragazzi perché noi abbiamo coinvolto le seconde, che è la fascia diciamo più a rischio. Ebbene, abbiamo avuto un uditorio attento e motivato. Sono Adriana Oliveri, faccio parte della terza A e quest'anno abbiamo deciso insieme alla professoressa Parisi di realizzare appunto un progetto sul bullismo. Infatti abbiamo realizzato un video dove parla appunto di una storia di una ragazza presa appunto in giro sia verbalmente che anche attraverso dispositivi e niente, con questo video diciamo che vogliamo far capire a tutti che comunque le soluzioni esistono e che diciamo, grazie all'aiuto sia dei genitori che degli insegnanti si può risolvere tutto con diciamo, tranquillità senza arrivare a cause diciamo, estreme.